Buonasera. Buonasera, benvenute e benvenuti a questo appuntamento di Entula, e non so più neanche che numero di appuntamento di Entula al Fico d'India sia, perché ormai qua siamo di casa, quindi il primo ringraziamento va al Fico d'India per l'ospitalità. Stasera presentiamo il libro di Eric Gobetti e allora le foibe, editori La Terza, dialogherà con lui Antonello Murgia dell'Ampi e all'Ampi va il secondo ringraziamento di stasera. Il terzo e ultimo alla libreria Miele Amaro, che è laggiù in fondo con i libri di Eric. Quindi non rubo il tuo tempo, invito anche chi ci sta seguendo da casa a fare delle domande attraverso la modalità commenti, in modo che possiamo alla fine della presentazione rivolgerle a Eric in diretta. Grazie a tutti. Grazie. Ma intanto anch'io ringrazio Fico d'India, Entula ed Eric per questa opportunità che è stata data anche a noi di essere qui per questa presentazione di questo bel libro scritto da un autore che è una delle competenze importanti nel campo, perché Gobetti si è interessato soprattutto di resistenza e di Jugoslavia, e su questo ha scritto libri, articoli, ha fatto documentari, quindi insomma è una persona assolutamente competente in materia. E il tema del libro è un tema che è agitato da decenni, insomma, dall'inizio della Repubblica, dal mondo neofascista, però ha avuto un'accelerazione l'agitazione di questo tema nel 2004, quando venne votata dal Parlamento la legge 92 di istituzione del giorno del ricordo. In quell'occasione, la quale ricordo il risultato della votazione, 502 sì e 15 no, quindi sono una maggioranza amplissima, anche il centro-sinistra in gran parte votò per quella legge. E il presidente della Camera Casini, ve lo leggo, disse: onorevoli colleghi, la proposta di legge testé approvata è un atto di riconciliazione nazionale, di verità e di giustizia, una testimonianza di amore verso tanti italiani per troppo tempo dimenticati. Non la pensa così Boris Pahor, scrittore sloveno che sicuramente conoscerete tutti, nato a Trieste, poi naturalizzato italiano, il quale in un articolo su Micromega del 2015, esattamente sul numero 3, lo ricorda oggi in un articolo scritto da Paolo Flores d'Arcais, sempre su Micromega, scriveva, diceva Paolo: la legge che istituisce il giorno del ricordo, fissato nel 10 febbraio, non è adatta a promuovere una visione storica comune, perché è monca e unilaterale, parla del ricordo italiano, tralascia il ricordo altrui. Il male che ne deriva è che le nuove generazioni hanno così una visione storica errata. E chiedeva a Pahor che venisse distribuita nelle scuole, insomma, pubblicata la conclusione che la commissione mista storico-culturale italo-slovena sulle relazioni italo-slovene dal 1880 al 1956 aveva prodotto. Questo poi non è avvenuto, e comunque il giorno del ricordo, dopo 17 anni dalla sostituzione, quello che possiamo dire è che a tutto è servito tranne che a pacificare. Il migliore dei casi
Si sente un po' di rimbombo, lo allontano, forse è meglio così. Nel migliore dei casi è stato usato come sul piatto della bilancia per equilibrare il giorno della memoria, che appunto sulla Shoah, sul genocidio degli ebrei e non solo, e spesso è stato utilizzato proprio come un'arma impropria contro i propri avversari. Eric Gobetti è stato uno degli aggrediti dal mondo neofascista anche in occasione della presentazione di questo libro, correggimi se sbaglio. Insomma, la sua narrazione è evidente, non coincide con quella che è stata sbandierata in questi anni dalla destra, in particolare di italiani che occupavano quei territori dell'Alto Adriatico a est del confine italiano, quindi sopra Slovenia e in parte Croazia, come italiani miti e aggrediti dai cattivi partigiani titini. Vorrei fare un'altra citazione e poi passo la parola ad Eric. È la citazione di uno storico di grande valore, Angelo Del Boca, che è morto qualche mese fa, che ha scritto dell'Italia coloniale, insomma delle imprese coloniali in Africa, ma ha scritto abbastanza anche sulla Jugoslavia, uno dei maggiori storici italiani, che nel 2005 scrisse un saggio dal titolo Italiani brava gente, nel quale pubblica 2 riservatissime lettere che il commissario distrettuale di Longanatico, che è nel territorio della provincia di Lubiana, inviava all'alto commissario provinciale di Lubiana, che era il prefetto Emilio Grazioli. Dice il commissario civile Umberto Rossini: si procede ad arresti, ad incendi, fucilazioni di massa fatte a casaccio e incendi dei paesi fatti per il solo gusto di distruggere. La frase "gli italiani sono diventati i peggiori dei tedeschi", che si sente mormorare dappertutto, compendia i sentimenti degli sloveni verso di noi. E allora, appunto, detto questo, cioè insomma, descritto queste narrazioni differenti di ambito fascista, peraltro questa seconda era anch'essa di funzionari fascisti, peraltro molto differente da quella che viene fatta in questi anni dalla destra. Dicevo, detto questo, ti chiederei un inquadramento sulla realtà che è emersa dalla ricerca storica rispetto a 2 parti in conflitto, e in particolare sui temi degli infoibamenti, le deportazioni, le rappresaglie sulla popolazione civile, le espulsioni e l'assimilazione forzata. Grazie dell'introduzione, grazie agli organizzatori dell'incontro e naturalmente grazie soprattutto a voi che siete qua ad ascoltarci. Dunque, non so se sono in grado di rispondere alla tua domanda, perché potremmo andare avanti fino a mezzanotte, quindi cercherò di sintetizzare alcune idee che mi sono venute mentre parlavi, che penso che potrebbero dare il quadro iniziale di discorso.
Innanzitutto tu hai sottolineato giustamente che questa giornata, che nasceva con l'intento di essere una giornata di riconciliazione nazionale, appunto votata in maniera bipartisan da tutto il Parlamento, si è trasformata invece nel corso degli anni in una giornata di contrapposizione. Questo lo possiamo vedere tutti gli anni intorno al 10 febbraio, che è la giornata del ricordo, ma lo vediamo anche in questi giorni. Ormai ogni giorno è il 10 febbraio. Non so se state seguendo la polemica scatenata da una dichiarazione del rettore di Siena, Montanari, che ha scatenato polemiche da destra e poi appunto difese da sinistra, eccetera, eccetera. E c'è in corso, quindi in questi giorni di nuovo, una polemica su questi temi. Devo avvicinare il microfono. Ecco perché io lo riassumerei così. Io dico sempre che per quanto noi storici ci impegniamo a scrivere, fare ricerche, divulgare i nostri libri, in realtà l'immaginario collettivo su una vicenda storica di solito è costruito con altri strumenti ben più potenti da un punto di vista mediatico. In particolare io credo il cinema, le immagini in movimento hanno un'efficacia molto maggiore, una diffusione molto maggiore. In questo caso questa vicenda è stata raccontata da 2 film. La prima è una fiction Rai, Il cuore del pozzo, che è stata prodotta lo stesso anno dell'istituzione del giorno del ricordo, e il secondo è Rosso Ispre, che è uscito 3 anni fa ed è coprodotto dalla Rai, quindi in qualche modo entrambi i film rappresentano il punto di vista dello Stato italiano su questa vicenda. Ecco, in questi anni, dal 2005 al 2018, c'è stata un'evoluzione del racconto di questa vicenda, che aveva delle problematiche fin dall'inizio, come vi dirò tra poco, rispetto alla realtà storica, ma è interessante notare qual era il messaggio che hanno trasmesso questi film. E quel primo, quello del pozzo, rappresenta gli italiani come entrambi i film rappresentano, diciamo così, una sorta di aggressione da parte dei partigiani jugoslavi contro gli italiani pacifici in un contesto assolutamente di pace, che appunto ha ben poco a che fare con la realtà. Abbiamo accennato alle violenze commesse dai fascisti negli anni precedenti. Non c'è stata un'invasione jugoslava dell'Italia, ma al contrario c'è stata un'invasione della Jugoslavia da parte dell'esercito italiano, e quindi il contesto di violenza in queste terre è stato portato da noi, dall'esercito italiano, non dai partigiani jugoslavi che diciamo inizialmente si difendevano da un'aggressione. Ma appunto il primo film, quello del Pozzo, rappresenta le vittime come semplici italiani in cui chiunque si può identificare. C'è il soldato, peraltro rappresentato ancora con la divisa del Regio Esercito, quindi un soldato in cui ci si può identificare, non un soldato fascista, un soldato normale, ma c'è anche la donna, il bambino, il prete, una normale comunità di villaggio, diciamo, aggredita da questi violenti e assassini associati di sangue, che vengono rappresentati con questo immaginario fortemente razzista. Ovviamente questo racconto è inaccettabile, infatti ha suscitato molte polemiche in Slovenia e Croazia, è inaccettabile per i popoli rappresentati come aggressori, in quella maniera così ridicola e così razzista. Ma in qualche modo ha la funzione, effettivamente, diciamo, in un senso nazionalista, iperpatriottico, potremmo dire, di riconciliare gli italiani di fronte a una violenza subita da italiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, cosa succede? Nel 2018, il secondo film Rosso Ispre, prodotto 23 anni fa, racconta una vicenda praticamente identica, cioè sempre un contesto molto simile, di nuovo questi mostri assetati di sangue che attaccano una popolazione pacifica e uccidono e massacrano per il gusto di farlo, quindi lo scenario è simile, totalmente irrealistico dal punto di vista storico. I cattivi sono rappresentati in maniera ancora più razzista di prima, ma l'elemento fondamentale è che le vittime non sono più semplici italiani, le vittime sono fascisti, sono rappresentati in camicia nera, inneggiano al duce, sono gli eroi che difendono l'italianità aggredita e invocano costantemente il salvataggio da parte di chi? Da parte dell'esercito nazista, cioè sono i nazisti che intervengono e salvano gli italiani. Cosa che intendiamoci, paradossalmente è successo davvero così, cioè
a un certo punto quel momento di violenza, in quel caso si parla delle foibe del 43, termina con un'invasione da parte dell'esercito tedesco che occupa il territorio, praticamente lo annette alla Germania. E quindi in qualche modo i nazisti sono rappresentati come venivano rappresentati i soldati americani nei film di guerra anni 70. Sono i baldi giovanotti che arrivano ben armati e ben addestrati e liberano una popolazione massacrata dai cattivi partigiani. Questo che cosa ci rappresenta? Non è più un immaginario in cui tutti gli italiani si possono identificare, non è un racconto di riconciliazione nazionale, è un racconto di totale scontro tra fascisti buoni e antifascisti cattivi. Cioè, da una parte ci sono i partigiani cattivi, violenti, massacratori, sadici, stupratori, e dall'altra ci sono i buoni fascisti che difendono l'italianità. Quindi i veri italiani sono fascisti, e questo ovviamente è l'immaginario che in qualche modo viene oggi trasmesso da un film prodotto alla RAI, quindi in qualche modo un messaggio che lo stesso Stato italiano sta mandando ai nostri spettatori. E ovviamente è fortemente divisivo, perché è chiaro che chiunque si identifichi anche solo diciamo come non fascista, non è necessario essere antifascisti, basta essere non fascisti e sinceramente democratici, non può accettare questo tipo di immaginare, questo tipo di racconto storico. Ecco, questo credo che sia il problema principale nel racconto di queste vicende e nel modo in cui è molto rapidamente scivolato appunto l'interpretazione di queste vicende nel racconto pubblico, quindi non soltanto in questi film, ma anche nei mass media, nei discorsi dei politici. Ormai il tipo di racconto è quello. Ma per rispondere molto rapidamente alla tua domanda, ecco qual è poi il grande errore storico che c'è in questo tipo di rapporto, in questo tipo di immaginario? Appunto è ignorare tutto ciò che è successo prima e far partire la storia, diciamo, dal momento in cui i partigiani portano avanti una vendetta, se non chiamare così, nei confronti delle violenze subite negli anni precedenti. E questo ovviamente è scorretto da un punto di vista storico, non si può far cominciare la storia solo in un momento. Peraltro questa vicenda storica si svolge nel cuore della seconda guerra mondiale, quindi non si può ignorare il fatto che ci sia una guerra, a prescindere dal fatto che quella guerra l'abbiamo scatenata noi, perché l'Italia ha contribuito insieme alla Germania nazista a scatenare la seconda guerra mondiale. L'Italia ha invaso la Jugoslavia e non è stata invasa. L'Italia quella guerra è stata anche la guerra più violenta mai combattuta nella storia dell'umanità, una guerra che ha fatto 60 milioni di morti, e la prima guerra della storia in cui le vittime civili superano le vittime militari. Quindi gli episodi delle foibe, che poi sono due episodi, quello del 43 rappresentato in questo film di cui vi parlavo e quello del 45, sono episodi che vanno inquadrati in un contesto di estrema violenza che riguarda la seconda guerra mondiale. Il primo episodio accade nel cuore della seconda guerra mondiale, il secondo immediatamente alla fine, e rientra in un fenomeno di resa dei conti che riguarda sostanzialmente tutta l'Europa alla fine della guerra. E a proposito del Rosso d'Istria, una cosa importante mi sembra da dire per spiegare l'intento propagandistico del film e quanto il film sia stato evidentemente progettato per questa campagna mediatica volta a riscrivere la storia, a realizzare una revisione profonda. L'attività che è stata condotta in particolare dalle regioni Veneto e Friuli per diffondere nella scuola. Io di Rosso Istria ho visto quei 50 minuti che hanno selezionato, che costituisce proprio la selezione didattica per le scuole, che trovo davvero raccapricciante. E le amministrazioni regionali di Friuli e Veneto hanno chiesto intanto la diffusione, l'hanno realizzata la diffusione, ma hanno chiesto addirittura l'obbligatorietà, che fosse posta l'obbligatorietà della trattazione, della presentazione di questo film in occasione del giorno del ricordo e non solo. Quindi insomma
c'è un progetto, mi sembra, sei d'accordo? Sì, assolutamente sì, questo è particolarmente drammatico nel caso di questo film, perché veramente è uno strumento anche molto violento di propaganda, perché il film lo trovate anche su Rai Play, quindi è gratuitamente visibile in qualunque momento. È un vero e proprio film dell'orrore, cioè un film che fa paura. Io che sono abituato alle violenze, perché studio da tutta la vita, mi sono quasi spaventato a vedere questo film. Cioè, un film così trasmesso nelle scuole è veramente una violenza gratuita nei confronti dei ragazzi. E ovviamente fa parte di un'offensiva politica ad ampio raggio, che è portata avanti dai partiti, diciamo, neonazionalisti e neofascisti che ci sono in Italia, che attualmente hanno una presenza molto grande in Parlamento, ma soprattutto, diciamo, nell'immaginario collettivo, direi. Ce l'avranno forse ancora di più alle prossime elezioni, e governano, quindi hanno una presenza istituzionale alcune regioni d'Italia, in particolare Veneto, Friuli, ma anche Piemonte da qualche anno. E nelle regioni che governano stanno portando avanti appunto questa campagna di diffusione di questo film, ma anche di una graphic novel, quindi anch'essa come strumento viene considerato adatto alle scuole, anche questa che racconta la stessa storia, peraltro, anche questo è un prodotto sostanzialmente di pornografia horror, e che peraltro è prodotta da una casa editrice vicina a Casa Pound, quindi stiamo parlando proprio di estrema destra. E questa graphic novel è stata regalata a tutte le scuole del Veneto e del Friuli, quindi anche in questo caso di nuovo con l'intento di diffondere in maniera intensiva questo tipo di propaganda. Dall'altra parte c'è una campagna di diffamazione, di minacce, di odio nei confronti degli storici. Ora, tu hai nominato le minacce e le intimidazioni, e in generale il clima diffamatorio che io ho subito da prima addirittura dell'uscita del libro, in realtà, da quando mi occupo di questi temi. Ma in realtà non sono affatto l'unico. Sostanzialmente ormai tutti gli storici vengono aggrediti, banalmente perché quel tipo di racconto che viene fatto non coincide con i risultati della ricerca storica. Il mio libro non è il frutto di una grande novità storiografica, di ricerca nuova, di documenti scovati solo da me, chissà quale archivio. È semplicemente uno ha reso conto di quelli che sono i risultati della ricerca storica di ricerche condotte da moltissimi studiosi, da me ma anche da tantissimi altri colleghi, che ormai diciamo concordano su tutti i punti fondamentali, sulle cifre, su come definire questi fenomeni, su come si sono svolti i fatti, da dove cominciare a raccontare questa storia e dove farla terminare. Ecco, tutta una serie di elementi che non coincidono minimamente con il tipo di racconto che invece viene fatto. E quindi qualunque storico che si azzardi a ribadire alcuni di questi punti fermi, banalmente il povero Montanari ha semplicemente detto le foibe non sono paragonabili alla Shoah, ci sono fenomeni diversi. Ecco, questo ha scatenato una rissa di offese, di accuse al povero Montanari, che peraltro io non conosco neanche personalmente, non mi sento particolarmente vicino a lui, mi sento vicino e empatico perché subisce lo stesso tipo di violenza che subiscono tutti gli studiosi che cercano di fare il proprio lavoro, e questo è un fenomeno davvero molto grave, al di là di quello che sta accadendo a noi. Uno dei termini che è stato usato per descrivere il problema delle foibe è quello di pulizia etnica. Vi ricordo la definizione di pulizia etnica è l'eliminazione di minoranze attraverso l'allontanamento coatto oppure violenza o aggressione militare. È un termine che purtroppo non ha usato solo l'estrema destra, ma hanno usato anche il Presidente della Repubblica, in particolare in occasione del Giorno del Ricordo, e quello che l'ha fatto in modo più esplicito è stato il Presidente Napolitano. Ecco, alla luce della ricerca storica, ritieni che il termine pulizia etnica sia un termine corretto per ciò che è stato fatto nei confronti degli italiani in quel contesto storico e geografico?
Allora, intendiamoci, le foibe sono un fenomeno di violenza molto grave e fermamente condannabile. Questo è il punto di partenza fondamentale. Quindi nessuno qua vuole sminuire quel fenomeno e la gravità di quelle violenze. Ma non sono un fenomeno di pulizia etnica. Hanno ragioni politiche e militari e in alcuni casi di vendette personali, vendette spontanee, qualche forma di rivolta popolare, diciamo, incontrollata, soprattutto nel 1943, ma non hanno a che fare con il concetto di pulizia etnica, che è un concetto legato invece alla volontà di eliminare da un territorio una specifica popolazione. L'insistenza nell'usare questo termine ha a che fare con appunto la costruzione di un immaginario nazionalista, quindi noi, popolo italiano, abbiamo subito una violenza, cosa che non è reale, perché non è questo il fenomeno, e con la volontà di caratterizzare in maniera razzista il perpetratore di quella violenza. Perché il concetto di pulizia etnica viene usato solo per definire popoli inferiori, popoli che consideriamo inferiori. Cioè la pulizia etnica si fa in Africa, si fa nei Balcani, ma non parliamo di pulizia etnica quando parliamo del conflitto tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda del Sud, ecco, per capirsi, tra inglesi e irlandesi. No, sono popoli occidentali, mica fanno pulizia etnica, quindi ci mancherebbe altro. Avete mai sentito parlare di pulizia etnica in quel contesto? No, la pulizia etnica, anche solo il termine etnico, viene usato soltanto quando si parla di popoli considerati inferiori. Quindi è una rappresentazione qualche volta razzista di questa vicenda. Non a caso il termine stesso pulizia etnica nasce sostanzialmente nel contesto delle guerre jugoslave degli anni 90 e viene poi traslato appunto alla vicenda delle foibe, che non ha niente a che fare con questo fenomeno. Appunto le violenze, che sono sempre gravi e condannabili, sono motivate da ragioni essenzialmente politiche e militari, cioè vengono colpite persone che sono considerate avversarie politiche o avversarie militari. La stragrande maggioranza delle vittime sono uomini adulti, non a caso. Le donne sono molto rare, i bambini praticamente non esistono, quindi anche questa insistenza sulle donne e i bambini morte in questa circostanza è risibile da un punto di vista storico. Chiaramente è grave che ci siano delle vittime di qualunque genere e naturalmente a maggior ragione se sono donne e bambini è chiaro che sono vittime civili, il fatto che ci siano qualche decina di vittime di questo tipo non può essere rappresentato come il fenomeno globale. E appunto non colpisce le persone in quanto italiane, ma in quanto considerate appunto avversarie politiche e militari. Non solo, ma la pulizia etnica di solito è appunto l'eliminazione di una popolazione da un dato territorio, quindi massacrando un certo numero di persone per spingere le altre ad andarsene. Questo avviene effettivamente alla guerra in Bosnia ripetutamente. In questo caso le violenze avvengono nel 43 e nel 45, come abbiamo già detto, nell'autunno del 43, subito dopo l'8 settembre, il primo fenomeno di violenza, e il secondo nel 45, alla fine della guerra, appunto la resa dei conti, quindi nella primavera del 45, le persone vanno via da questi territori, cioè l'esodo si svolge soprattutto in stragrande maggioranza nel 47 e nel 54. Perché? Perché sono le date in cui viene spostato il confine, cioè viene stabilito un nuovo confine. L'Italia perde dei territori che peraltro non erano italiani da sempre, come spesso ci viene raccontato, ma erano stati annessi all'Italia nel 1918, quindi erano italiani da poco più di 20 anni. L'Italia nella prima guerra mondiale sta dalla parte dei vincitori, quindi acquisisce questi territori di confine, dove è presente una popolazione mista e in alcune zone maggiormente non italiana. Alla fine della seconda guerra mondiale l'Italia invece perde la guerra. Spesso ci dimentichiamo del fatto che noi abbiamo perso la guerra e quindi, come succede spesso nelle guerre, l'Italia perde anche dei territori, non tutti quelli che ha acquisito alla fine della prima guerra mondiale, perché Trieste e Gorizia sono rimaste italiane, ma un certo numero una parte del territorio. E gli accordi per definire questi confini vengono sottoscritti nel 47 e nel 54. La gente se ne va in seguito alla firma di questi accordi e nel momento in cui il confine si sposta. Soprattutto la stragrande maggioranza delle persone vanno via nel 47 in seguito alla firma del trattato di pace, che è appunto il 10 febbraio. Aggiungo una postilla e io trovo abbastanza inquietante il fatto che si è scelto di celebrare questa vicenda che, intendiamoci, io credo che sia forse anche rilevante ricordare, non credo che dovremmo dimenticarcela.
e credo che sia importante ricordarla nella sua complessità. Peraltro lo dice la stessa legge, dice che appunto va ricordata la drammatica vicenda delle foibe dell'Esodo ed è la più complessa vicenda del confine orientale, così dice il testo della legge. Ecco, quella complessa vicenda, nel momento in cui viene nominata, si viene accusati di negazionismo, no? E sono negazionisti coloro che non vogliono parlare della complessa vicenda che invece spiega quel fenomeno. Ecco, si è scelto di celebrare questa storia, di ricordare questa storia il 10 febbraio. Molti dicono, ad esempio Montanari in questi giorni, per avvicinarla il più possibile al 27 gennaio, che è il giorno della memoria della Shoah, e quindi in qualche modo assimilare le due vicende. Succede spesso, ad esempio nelle scuole, ormai quasi sempre si celebrano le due vicende insieme, sono molto vicine, i presidi dicono ma sì dai, facciamo una giornata unica, facciamo prima, e quindi ormai è molto diffusa l'assimilazione dei due fenomeni. Il 10 febbraio è la firma del trattato di pace, cioè è il giorno in cui noi abbiamo firmato la pace che ha posto fine alla guerra più violenta della storia, l'ultima guerra che l'Italia ha combattuto sul suo territorio. Cioè dovrebbe essere una festa, invece noi la celebriamo come un giorno di lutto, come un giorno di tragedia nazionale. Io credo che sia inquietante anche questo, tra le altre cose. Che non sia stata una pulizia etnica. Ci sono anche altri due fatti che citi nel tuo bel libro, che sono i partigiani italiani intruppati nell'esercito jugoslavo, 20-30.000 persone, che sono più o meno quante erano quelle che i partigiani che invece agivano in Italia. Quindi un fenomeno che contraddice l'idea di pulizia etnica, e in più gli italiani che fecero il controesodo, quelli che innamorati del progetto di Tito e della Repubblica Socialista andarono cercando di dare una mano per la realizzazione di quella Repubblica. Poi magari successivamente non a tutti andò benissimo, quando la Jugoslavia uscì dal Comintern e ci fu la spaccatura anche fra di loro, qualcuno di quei partigiani fu anche perseguitato dai jugoslavi, ma comunque è evidente da quello che racconti, da quello che e poi è la ricerca storica, è la verità storica consolidata, che si è trattato di lotte, di guerre per anche la supremazia di progetti politici, ma non certo per eliminare un'etnia da una zona. Sì, ha fatto bene a ricordarlo, perché effettivamente questo è, soprattutto mi sta particolarmente a cuore, perché tra l'altro il libro precedente a questo è dedicato proprio a quella vicenda, cioè la vicenda dei partigiani italiani che hanno combattuto in Jugoslavia, che erano in parte italiani di queste stesse zone di confine, che dopo l'8 settembre scelgono la resistenza. Certo, alcuni collaborano con i nazisti e combatteranno insieme ai nazisti fino alla fine della guerra, ma molti altri invece scelgono la resistenza e combattono insieme ai partigiani jugoslavi. E poi ci sono moltissimi ex soldati dell'esercito italiano che, trovandosi abbandonati nei Balcani, non so se avete presente la tragedia dell'8 settembre, no? quella data epocale che forse davvero dovrebbe essere la giornata giusta per celebrare questa storia, per ricordare questa storia. Una giornata davvero di lutto, perché era forse la giornata più vergognosa della storia dello Stato italiano da quando esiste, in cui il governo, peraltro non più fascista, il governo di Badoglio, firma l'accordo di pace con gli anglo-americani e immediatamente dopo questo annuncio molto ambiguo alla radio abbandona insieme al re, alla corte, il governo e tutti gli altri, abbandonano Roma, si rifugiano nei territori sotto controllo alleati e di fatto abbandonano l'intero paese e l'intero esercito alla vendetta tedesca. E oltre a quell'episodio delle foibe che comporta l'uccisione di circa 500 persone nel mese successivo all'8 settembre, ci sono tantissimi altri episodi di violenza, Cefalonia,
altre isole greche dove i tedeschi massacrano soldati italiani, 600.000 soldati italiani che vengono deportati in Germania, in cui ci sono circa 30.000 morti nei campi di concentramento tedeschi. Ecco, tutte queste violenze dovrebbero rientrare in questa storia in qualche modo, e sono la conseguenza appunto dell'abbandono del paese e dell'esercito alla vendetta nazista. Ecco, alcuni soldati italiani, decine di migliaia di soldati italiani nei Balcani scelgono di schierarsi con la resistenza, di combattere contro i tedeschi e diventano partigiani. E ci sono tra questi partigiani che combattono in Jugoslavia, che appunto sono decine di migliaia, ci sono circa 10.000 caduti. Ora, 10.000 caduti vuol dire circa il doppio delle vittime delle foibe, che sono grosso modo 4.505. Ecco, io mi chiedo se abbiamo dedicato una giornata del ricordo a queste 5.000 vittime, io forse credo che lo dobbiamo, forse dovremmo anche ricordare questi 10.000 caduti che hanno combattuto per la libertà d'Europa, combattendo e cadendo nella lotta contro il nazismo durante la seconda guerra mondiale. Intanto chi volesse fare domande, osservazioni, considerazioni, lo faccia tranquillamente. Non è una lezione magistrale, per quanto bravo possa essere il nostro relatore, è una chiacchierata tra amici. Un tempo si diceva compagni, adesso bisogna stare attenti. Sì, Bruno, vuoi dire? C'è una vicenda che credo che possa essere... Deve sentire lo streaming. Vieni qui. Grazie. C'è una vicenda che penso possa essere interessante raccontare, che è quella di una foto che probabilmente conoscono tutti, che spesso viene la foto di una fucilazione, che viene spesso usata dalla propaganda di destra dicendo che i fucilatori sono i partigiani tutini che ammazzano degli italiani, e che è finita anche in Rai in una puntata di Porta a Porta, se non erro. Grazie. Io l'ho vista forse ieri o avanti ieri, e c'è questa storica che credo sia slovena che ha spiegato a Bruno Vespa che non si trattava di fucilazione di poveri italiani, ma erano gli italiani che stavano fucilando dei cittadini sloveni. Vespa era sempre più irritato dalla obiezione, dalla correzione, e alla fine sbotta e dice alla storica che noi, se abbiamo sbagliato, correggiamo, non abbiamo niente da nascondere, contrariamente a lei, una cosa del genere. Insomma, veramente terribile razza di giornalismo che fa questo Vespa. Comunque sì, questa è una delle più, insomma, Nicoletta Bourbaki, insomma, i Bombini l'hanno, ne hanno parlato a lungo di questi falsi che vengono periodicamente riproposti. Tu nell'introduzione al libro ti chiedi come sia potuto accadere questo stravolgimento della narrazione storica. Una cosa che a me è venuta in mente quando ho letto quella parte è quando ciò che è avvenuto all'insegnamento della storia in questi ultimi decenni, in particolare in questi ultimi 10-15 anni, nelle superiori. Le professionali ormai hanno una sola ora di storia la settimana, dall'esame di maturità la traccia di storia è stata cancellata, all'università si è perso il 30% delle cattedre di storia, che non è giustificata dalla riduzione demografica, che è superiore alla riduzione che hanno subito le altre materie. Allora io credo che anche questo non sia un fatto casuale, e ti chiederei che idea ne hai tu di questo massacro che
che è intervenuto sull'insegnamento della storia e che idea ti si è fatto sugli altri motivi che possono aver favorito questo stravolgimento così grave del racconto? Adesso questo non so, forse un po' esolo dalle mie competenze, però io non sono complottista, non credo che ci sia un piano diabolico per mettere in crisi tutta la storia, tutto l'insegnamento della storia, tutti gli storici d'Italia, però sicuramente la storia è sempre stata uno strumento di propaganda, da Tucidide ad oggi, voglio dire, cioè dall'origine della scienza, della ricerca storica, e quindi in qualche modo diciamo, l'ignoranza di massa facilita l'uso strumentale delle vicende storiche. Cioè sostanzialmente questo tipo di racconto falsificato, al punto che addirittura in prima serata sulla RAI si può mostrare una foto che capovolge la realtà liberamente, per di più accusando la storica che ti dice che è il contrario di essere lei quella ideologica. Ecco, questo può essere fatto solo in un contesto in cui la stragrande maggioranza della gente non ha la minima idea di che cosa sia accaduto nella seconda guerra mondiale, e questo rende possibile poi un uso strumentale della storia. Se la gente lo sapesse non accetterebbe quel tipo di racconto, ci sarebbero proteste di strada contro Bruno Vespa per chiederne la sostituzione, no? Invece l'ignoranza consente questo tipo di lavoro. Tant'è vero che, come accennavo all'inizio, l'offensiva, diciamo, di minacce, diffamazione, eccetera, da parte della destra neofascista e neonazionalista nei confronti degli studiosi di storia è proprio evidentemente volta a mantenere l'ignoranza, cioè a impedire che gli storici possano parlare, possano divulgare ciò che è realmente accaduto su questa vicenda. Lo scopo è quello proprio di mantenere l'ignoranza, ed è paradossale perché sono le stesse persone che dicono: voi non avete mai voluto parlarne. Ma veramente noi vogliamo parlarne anche oggi, solo che non ci fanno parlare, questo è il problema. Quindi è proprio di nuovo anche questo un gioco di capovolgimento della realtà. Sì. Chi... No, mi è sembrato di vedere una mano alzata, ma forse no. Comunque, insomma... Ah, sì. Io avrei una domanda. Io il libro non l'ho letto, ho letto il libro del Bocca, che è terribile. Ho sempre un dubbio, ma le fonti, uno storico, chi scrive di storia, da dove le prende? Io sono lavorato in lingua e letteratura straniera, ogni volta che leggo un libro e sento James Joyce voleva dire questo, da dove l'hai preso? L'hai conosciuto James Joyce? No, e allora come fai a dirlo? Alla fine di Rosso Istria, se non ricordo male, c'è qualcosa con scritto: le foibe fecero più di 10.000 morti, qualche follia di questo tipo, come avrebbero fatto. Ma le fonti, lei, da dove le ha prese? Sono le stesse che sono state usate per fare il Rosso d'Istria o che cosa? Un'altra cosa, ma è vero che il Rosso d'Istria è veramente un falso storico? Cioè la faccenda del prete che viene impiccato, è vero che è stata trasposta da un fatto successo realmente, ma da un'altra parte fatto dai nazisti? Mi spiego, è vero che il Rosso d'Istria è un falso? E ripeto, vorrei sapere lei da dove ha preso le notizie per il suo libro, che io non ho ancora letto. Vorrei sapere questo, grazie. Grazie a te la domanda. Ma allora rispondo con due domande sostanzialmente. Rosso Istria, allora ci sono degli episodi evidentemente falsi e c'è, diciamo, in generale, come accennavo prima, una rappresentazione irreale del contesto, della realtà, appunto sostanzialmente razzista nei confronti dei perpetratori delle violenze, eccetera. Ma la vicenda in sé
la vicenda storica che viene raccontata centrale, diciamo, nella storia, che è la storia della famiglia di Norma Cossetto, è una vicenda reale ed è, devo dire, sinceramente rappresentata in maniera tutto sommato onesta, perché come accennavo prima, siccome in questo caso si tratta proprio di una famiglia fascista, in cui il capofamiglia è un alto funzionario del fascio locale, la figlia è iscritta ai gruppi universitari fascisti, è fidanzata con un milite della 10ª MAS, che è una delle unità che hanno commesso più crimini in quell'area. Cioè, stiamo parlando di una famiglia esplicitamente fascista, schierata in maniera molto chiara dalla parte dei nazisti, e tutto questo è rappresentato in maniera molto onesta nel film. Il problema è che sono rappresentati come degli eroi, e questo, diciamo, dal punto di vista dell'autore probabilmente è così, però contraddice i valori fondanti della nostra Repubblica, e quindi questa è la parte problematica. Quindi secondo me non è tanto problematico che ci siano delle cose false. In quasi tutte le fiction prodotte alla Rai ci sono un sacco di errori storici, di cose false, eccetera, ma il punto è che cosa mi vuole raccontare questo film o questa fiction. E quando la fiction o il film sono prodotti alla Rai o coprodotti alla Rai, come in questo caso, mi preoccupa a maggior ragione, perché mi chiedo che cosa il nostro Stato vuole trasmettere ai suoi cittadini. In questo caso vuole trasmettere la stima e l'orgoglio fascista in contrapposizione ai partigiani seviziatori e cattivi. Le fonti sulla vicenda specifica di Norma Cossetto sono pochissime, sostanzialmente non si sa quasi nulla. Sì, in generale, sì. Però su quella vicenda specifica no, perché mi hai chiesto se abbiamo le stesse fonti. Su Norma Cossetto sì, nel senso che di fatto non si sa praticamente nulla di lei. È una ragazza di poco più di 20 anni, di cui sappiamo che era iscritta all'università, faceva la maestra e appunto apparteneva a questo tipo di famiglia. Dopodiché si sa solo che a un certo punto viene arrestata dai partigiani jugoslavi appunto nel 1943 e poi viene gettata in una foiba nelle vicinanze. Quindi questa è l'unica cosa che si sa. Poi tutto il resto, per esempio le sevizie che lei ha subito, eccetera, su questo non ci sono fonti, sono tutte inventate, però sono plausibili, ecco, diciamo così, in un contesto di violenza può essere di tutta causata violenza Norma Cossetto, ma su questo non lo sappiamo, è pure invenzione, diciamo, filmica. C'è una... credo che la fonte del film su Norma Cossetto sia quel racconto che il cugino fece fare a suo padre, che aveva 96 anni poco prima di morire. Giusto? Sì, comunque sono fonti indirette, cioè non persone che hanno visto. Pochissimo tempo fa, nel 2007. Sì. In ogni caso sono fonti che non hanno valore dal punto di vista storiografo, nel senso non c'è nessun testimone. Sono persone che dicono, io ho sentito dire che, cioè, quindi, dal punto di vista storico non sono fonti particolarmente valide. No, invece io, come ho già accennato prima, ho realizzato questo libro sulla base dei risultati delle ricerche di moltissimi colleghi. Quindi, alcune ricerche le ho fatte io, molte altre ricerche le hanno fatte altri colleghi, e sono ricerche fatte essenzialmente sulle classiche fonti che usano gli studiosi, quindi le testimonianze, fonti orali o scritte, quindi testimonianze di persone che c'erano o da una parte o dall'altra, e soprattutto anche invece fonti, documenti diretti trovati negli archivi che conservano documenti, non so, di polizia o di qualunque unità militare. Anche le unità partigiane avevano dei documenti, di solito si chiamano diari storici, cioè ogni giorno un'unità militare scrive che cosa fa. Quindi un'unità militare partigiana, ad esempio, c'è una persona addetta nell'unità partigiana che scrive: oggi ci siamo trasferiti in questo territorio. Il giorno dopo scrive: oggi abbiamo attaccato questa caserma. Ecco, questi sono i classici documenti che utilizziamo. Oppure il documento dei soldati all'interno della caserma che scrivono: oggi ci hanno attaccato i partigiani. Poi la cosa che ovviamente è necessario fare è incrociare le fonti le une con le altre. Quindi la testimonianza del carabiniere che era dentro la caserma, il documento dell'unità militare che era nella caserma, il documento dei partigiani che hanno attaccato, incrociando queste tre fonti si riesce a ricostruire realmente che cosa è accaduto. Ecco, molto spesso in questa vicenda, purtroppo, soprattutto nella vicenda delle foibe, abbiamo pochissime fonti, perché quelle violenze, soprattutto quelle del 43, avvengono in un contesto di grande anarchia, di grande confusione,
quasi mai le uccisioni vengono condotte da un'unità militare, ma quasi sempre sono condotte o da piccole bande locali o addirittura da popolazioni che si vendicano, che uccidono il vicino di casa o il funzionario statale del paese perché lo ritengono un nemico o responsabile delle violenze subite in precedenza. Quindi queste non sono persone che lasciano un testo scritto e spesso neanche le lasciano testimonianze in seguito. Quindi quasi sempre in questo caso le fonti sono banalmente da una famiglia scomparsa una persona, talvolta è stato trovato il corpo, altre volte no, ma il calcolo delle vittime, quando parlo di 4.500, 5.000 vittime, il calcolo delle vittime è fatto sulla base degli scomparsi, perché non tutti i corpi sono stati trovati, anzi forse la maggioranza non sono stati trovati. Quindi sulla base degli scomparsi possiamo dire che le vittime sono queste. Per questo anche parlare di più di queste cifre è totalmente irrealistico. È pericoloso. Prima di tutto direi che proprio è offensivo nei confronti della memoria delle vittime, perché se tu inventi il doppio di vittime che non ci sono, stai mostrando ben poco rispetto per le vittime reali. Chiedo scusa, posso? È pericoloso per un altro motivo. Se io dico sono state infoibate 10.000 persone, salta fuori uno storico e dice no, mi dispiace, non è possibile, le vittime sono state 4.000. Uno può dire aspetta un attimo, questo ha detto 10.000, quest'altro gioca di basso 4.000, ma non è che le foibe sono tutte un'invenzione. Cioè secondo me è molto pericoloso il giocare al rialzo, perché poi puoi trovare quello che ti dice ma allora forse non è vero. Cioè il discorso di scrivere alla fine del film ne hanno ammazzati 10.000, poi scopri che ne hanno ammazzati 4.000 senza nulla togliere al numero. È una cosa pericolosissima, è un'arma in mano a chi vuole negare. Io la vedo da questo punto di vista. Cioè mentire è una cosa pericolosissima perché è un boomerang che torna indietro. Poi volevo far notare un'altra cosa, c'è un filmato, chiamiamolo così, su YouTube che si chiama The Fascist Legacy. Non so se l'avete mai visto. Credo che nelle scuole andrebbe fatto vedere quello, perché io, dal mio punto di vista, quello non lo giustifico, ma spiega quello che è successo dopo. Cioè, il cimitero di Arbor, che dir si voglia, che è agghiacciante, di quello non se ne parla mai. Come mai c'è questo silenzio da parte degli storici? Io non ne sento quasi mai parlare, solo su YouTube l'ho trovato per caso. Come mai non se ne parla? Grazie. Grazie a te. Ma allora, tu fai riferimento a un documentario della BBC degli anni *80 sui crimini fascisti, un documentario che all'epoca era stato acquistato alla RAI e mai trasmesso, cioè sostanzialmente acquistato per insabbiarlo. E quindi per 20 anni non è stato possibile vederlo, poi quando la RAI ha perso i diritti, allora l'ha acquisito, mi sembra la 7, all'epoca aveva messo in tarda serata dei pezzi, forse neanche tutto il documentario. Adesso c'è su YouTube. E poi ora si trova su YouTube, quindi è disponibile. Ma l'hanno fatto sparire, l'hanno rimesso. Ovviamente non è vero che gli storici non ne parlano, gli storici hanno studiato tutte queste vicende, sia le vicende delle foibe, sia le vicende dei crimini fascisti, ci sono molte ricerche e molti libri su questo. Il problema è che hanno poca visibilità rispetto appunto alle fiction televisive, ai film, ai discorsi dei politici, ai discorsi del Presidente della Repubblica. È chiaro che c'è meno presenza mediatica. E questo ovviamente ha a che fare con le politiche della memoria, cioè la memoria è anche politica, cioè c'è uno Stato, ci sono delle istituzioni che decidono che cosa è bene ricordare e cosa no, che nomi dare alle vie, se chiamare una via Falcone Borsellino oppure intitolarla al fratello di Mussolini. Sono scelte che fanno le istituzioni, sono scelte politiche, non sono casuali. E quindi anche in questo caso politicamente è stato scelto di non ricordare i crimini commessi dall'esercito italiano durante l'epoca fascista, perché in gran parte sono crimini commessi dall'esercito, non dalle camicie nere o da Mussolini in persona. Sono commessi dai nostri soldati che, certo, guidati da un'ideologia fascista, hanno commesso crimini in Etiopia, in Libia e naturalmente anche in Jugoslavia, creando tra l'altro in Jugoslavia il concentramento di Arbe, che è il peggior campo di concentramento italiano, ma
penso che nessuno abitualmente in Italia sappia nemmeno che l'Italia abbia creato campi di concentramento. L'Italia ha internato soltanto in Jugoslavia 100.000 civili, sono tutti civili perché i partigiani venivano fucilati sul posto, come ci insegna quella famosa fotografia, quindi donne, vecchi e bambini, 100.000 civili internati, non sono campi di sterminio, non è Auschwitz, non ci sono anche ragazzi, però molte persone muoiono di stenti, muoiono di fame sostanzialmente sotto gli occhi dei nostri soldati. Ecco, di questo non si parla. Non è che gli storici non lo sappiano, gli storici lo sanno, lo raccontano, lo scrivono, eccetera, però siamo qua. Io spero che voi abbiate colto la profondità del nostro ragionamento. Siamo una cinquantina di persone, ma insomma, probabilmente stasera ci sono altre 5.000 persone che stanno guardando Rosso Ischia. Quindi ecco, il livello è questo, grosso modo, del problema. Ed è difficile affrontarlo se non lo si affronta politicamente. Sì. No. Quelle persone morte nei campi di concentramento italiani poi magari sono stati buttati dentro le tombe per nascondere anche, dunque in quel numero ci potrebbero essere anche jugoslavi morti nei campi di concentramento. No, ti ringrazio per la domanda. Allora, no, non è esattamente così, perché allora, le foibe, questo lo dico, non l'ho detto prima, ma adesso non voglio raccontare tutto il libro, sennò poi non ve l'ho comprato, non vale. Vi lasciamo almeno qualche pagina oscura in questa vicenda, se no vi dico tutto. Però, no, allora, le foibe sono queste cavità naturali tipiche del territorio carsico, no? Delle grotte verticali sostanzialmente, dove appunto che venivano utilizzate in contesti di guerra come sepoltura rapida in un territorio dove è difficile scavare, quindi vengono utilizzate in contesti di guerra da tutti i contendenti. Nella seconda guerra mondiale le usano i fascisti, i nazisti, i partigiani, tutti quanti per eliminare i cadaveri. Però quello che succede ad esempio nei campi di concentramento italiani non è così, perché non c'è bisogno di una sepoltura rapida, è tutto il tempo per seppellire, a parte che i campi di concentramento non sono esattamente in questa zona, le persone vengono deportate da quest'area, grosso modo, ma i campi si trovano in altre località. Il più noto appunto sull'isola di Arve, che è nelle vicinanze di Fiume, quindi comunque in quest'area, ma c'è un cimitero accanto al campo di concentramento e le vittime sono sepolte in quel cimitero. Altre domande, interventi? Ma intanto un'altra domanda ce l'ho io. Una delle opinioni diffuse e condivise è che l'Italia non ha fatto i conti con il fascismo come invece hanno fatto per esempio i tedeschi con il nazismo, e questa cosa ha comportato due conseguenze. Una è che in Italia, contrariamente alle grandi democrazie dell'Europa occidentale, la Francia, la Germania, l'Inghilterra, non ha una destra costituzionale, cioè in Germania è impensabile che Angela Merkel si allei con l'estrema destra, mai l'alleanza da parte dei gollisti, e così in Inghilterra. In Italia invece la destra fascista intanto è stata sdoganata appunto da Forza Italia, e poi comunque è una destra che ha questi richiami al fascismo, è una destra che contesta il valore della Costituzione italiana e la rimette in discussione continuamente. E l'altro fatto è che maggiormente, almeno in questa fase, la situazione italiana sono le crescenti manifestazioni di apologia del fascismo che
vediamo sempre più tollerate dal potere. Allora, questo fenomeno viene attribuito a quello che è stata chiamata la congiura del silenzio. Ecco, ce ne vuoi parlare, insomma, che cosa ne pensi? Sì, beh, innanzitutto sono assolutamente d'accordo con te sul legame, diciamo, non è una conseguenza diretta, ma sicuramente c'è un legame tra l'incapacità di guardare onestamente al nostro passato e alle nostre responsabilità storiche e l'assenza di una destra seria, conservatrice, ma appunto democratica. Cosa che invece appunto esiste in paesi come la Francia, la Germania, e in questi mesi, a parte ovviamente sappiamo tutti quanto la Germania abbia come dire, fatto i conti con le proprie responsabilità nella seconda guerra mondiale, responsabilità, intendiamoci, ovviamente ben più grandi di quelle dell'Italia, ma comunque non c'è dubbio che appunto a parte la destra neonazista in Germania nessuno abbia dubbi sulla condanna senza se e senza ma del nazismo, cosa che invece in Italia a quanto pare non è per niente comune. Ma poi appunto in queste settimane la Germania ad esempio ha riconosciuto le proprie responsabilità nel genocidio degli Herero durante l'epoca coloniale fino all'800. La Francia nelle stesse settimane ha riconosciuto le proprie responsabilità nel genocidio in Ruanda negli anni 90, quando la Francia era di fatto alleata con il governo genocida. Ecco, questo genere di riconoscimenti io credo che siano importanti proprio per dare una consapevolezza al proprio paese di quali sono i rischi di un certo tipo di politica potenzialmente genocida. In Italia a quanto pare questi rischi non sono considerati tali dalla maggior parte della destra italiana, anzi al contrario agita spettri nazionalisti per proprio vantaggio politico. E questo è senz'altro molto grave. Allora sì, spesso si dice che su questa vicenda delle foglie dell'Esodo c'è stato una congiura del silenzio negli anni precedenti ovviamente al 2004, quindi alla giornata del ricordo. La verità è che, come accennavo prima sulle politiche della memoria, effettivamente in Italia non c'è stata una politica della memoria dedicata a questa specifica vicenda per molti anni. Intendiamoci, se per quanto la vicenda, io ritengo la vicenda delle foibe sia appunto uno dei tanti episodi purtroppo di violenza contro i civili che avvengono nella seconda guerra mondiale, la vicenda dell'esodo invece è una vicenda molto più grande, molto più significativa anche storicamente, che riguarda 300.000 persone che lasciano quel territorio, di cui 250.000 italiani, quindi un esodo molto significativo anche numericamente, che forse effettivamente sarebbe stato il caso che lo Stato italiano mostrasse più attenzione nei confronti di quella vicenda, anche per le sofferenze che queste persone si sono poi portati dietro per tutta la vita in esilio in Italia, perché di fatto hanno abbandonato la loro patria, la loro terra. Ecco, però il punto è perché non l'ha fatto? Allora, la teoria della congiura del silenzio è che l'Italia non ha fatto i conti con la vicenda delle foibe dell'esodo perché i comunisti non lo volevano. Ora, a me non risulta che i comunisti abbiano mai governato in Italia, mai. La verità è che l'Italia è stata governata per tutti gli anni del dopoguerra da partiti anticomunisti, la Democrazia Cristiana in testa. Quindi se fosse stato un problema dei comunisti, coloro che governavano potevano tranquillamente istituire un giorno del ricordo nel 53, nel 62 o nel 77 senza chiedere il permesso al Partito Comunista. La verità è che non è stato fatto perché nel contesto, adesso non vi racconto tutto il capitolo dedicato a questo, ma nel contesto della guerra fredda la Jugoslavia era un utile alleato principalmente per il fronte, per i paesi occidentali, quindi naturalmente anche per chi governava l'Italia, perché pur essendo un paese comunista era un paese antisovietico e quindi era uno strumento della guerra fredda in funzione antisovietica. Quindi non si poteva mettere in discussione l'alleanza con la Jugoslavia e quindi tantomeno sollevare polemiche su queste vicende storiche passate.
ci sono interventi. Non so, Francesca, se qualche domanda dal web. Se qualcuno ha domande, comunque venga qua che prego, vediamo il prego. microfono. Comunque si faccia vedere. Quanto la sinistra ha partecipato così, la sinistra italiana, alla giornata del ricordo, quanto i politici italiani ancora oggi partecipino attivamente a questa cosa, forse per rifarsi un po' la virginità, per dimenticare magari le appartenenze al Partito Comunista, perché magari si vergogna di aver salvato l'Italia. Grazie per la domanda. Ma allora, sicuramente il giorno del ricordo è il frutto di una congiuntura politica specifica in cui gli allora DS, credo che fossero, avevano necessità di rappresentarsi come un vero partito nazionale che quindi riconosceva un dramma subito dal popolo italiano e quindi appunto rappresentandosi come solidari verso l'italianità, il patriottismo eccetera, e condannando un crimine comunista che non avevano commesso loro comunque, perché i comunisti erano sì comunisti ma erano comunisti jugoslavi, quindi comunque cattivi, inferiori, barbari eccetera eccetera. Quindi andava benissimo quella vicenda. Quello che io ho sottolineato all'inizio di questo incontro è che questo tipo di narrazione, in cui le vittime sono i poveri italiani aggrediti dai cattivi comunisti, è entrata in crisi e di fatto oggi non è più questa la narrazione prevalente, ma la narrazione prevalente è i comunisti cattivi, barbari e slavi hanno aggredito i poveri fascisti che difendevano l'italianità perché erano dei veri patrioti. Questo ovviamente credo che sia e dovrebbe essere inaccettabile per qualunque partito democratico in Italia, di qualunque schieramento, non mi riferisco al partito democratico con la P e la D maiuscola, ma qualunque partito che si riconosce nelle istituzioni democratiche credo che dovrebbe ritenere inaccettabile questo tipo di narrazione, che però è ormai la narrazione prevalente. E quindi credo che sia molto grave che ancora oggi appunto la politica, i membri dei partiti che si dichiarano sinceramente democratici non si rendano conto dei rischi di questa narrazione e non agiscono di conseguenza. Io poi personalmente penso che anche quel tipo di narrazione nazionale, nazionalista sia sbagliata, sia perché è sbagliata storicamente, quindi la trovo inaccettabile dal punto di vista professionale, ma anche perché la trovo comunque preoccupante dal punto di vista politico, perché ritengo che nel mondo di oggi, nel contesto dell'Unione Europea, dovremmo superare queste visioni nazionaliste e di contrapposizione nazionale, ma invece cercare di venirci incontro e trovare una narrazione accettabile, comune, accettabile per tutti, o riconoscere perlomeno le diverse narrazioni dei diversi paesi, ognuno con le sue sofferenze, col suo bagaglio di sofferenze e di violenze subite e anche spesso anche agite. Cosa che è stato fatto tra l'altro, perché nei primi anni dopo la fine della guerra fredda era stata creata questa commissione italo-slovena che hai nominato all'inizio, con un grande gesto di responsabilità da parte dei due paesi, Italia e Slovenia, con l'intento di ricostruire appunto una storia condivisa da entrambi i paesi su queste vicende, dal 1880 al 1956. Ecco, i risultati di quella storia, di quel lavoro, 7 anni di lavoro di una commissione composta da 10 storici sloveni e italiani. In Slovenia sono stati rappresentati nel 2000 alla presenza del Presidente della Repubblica con grandi onori in una serata ufficiale in diretta televisiva. In Italia sono finiti in un cassetto, non sono mai stati pubblicati ufficialmente dallo Stato italiano, sono poi oggi li trovate facilmente su internet, su tanti siti, ma non su nessun sito ufficiale dello Stato italiano, istituzionale. Si è scelto immediatamente dopo, era il 2000 quando terminava i lavori di questa commissione, si è scelto immediatamente dopo un'altra strada che era quella nazionalista, quindi negando i risultati di quel lavoro e negando di fatto i risultati della ricerca storica, perché poi il racconto che si è scelto di fare era il racconto che ha portato in Parlamento il promotore della legge, cioè Roberto Mena, che era un neofascista di estrema destra, diciamo della destra dell'MSI e poi della destra dell'Alleanza Nazionale,
che ha proposto una narrazione esplicitamente neofascista, che è diventata legge dello Stato. Magari purtroppo c'è stato anche il fatto che anche la Margherita, nella persona di Willer Bordon, ha presentato una proposta che non si discostava tanto da quella di Menia e La Russa, e che poi è stata inglobata in quella appunto di Alleanza Nazionale. Purtroppo è avvenuto anche questo. Ma prego. Sì, no, aggiungere a questo discorso e precisare il contesto in cui nasce la legge. Nel 2004 noi avevamo il vicepresidente del Consiglio, un fascista, opposto fascista, Gianfranco Fini, ma erano i tempi in cui c'era anche la narrazione a sinistra da parte del presidente della Camera precedente, che era Luciano Violante, della riconciliazione con i ragazzi di Salò, perché i morti erano tutti dalla stessa parte. Cioè, a proposito di memoria e di antifascismo, cioè, il fascismo fu sdoganato non da Berlusconi, ma ci tentò Tambrone nel 60, andò male, no? Ma ci tentò e fu portato avanti ancora precedentemente, perché nel 1952, a proposito di mancanza di memoria, di fare i conti con chi aveva perso e con il fascismo, il presidente del Tribunale della Razza, una delle istituzioni più infami del periodo fascista, diventò, senza colpo ferire, il professor Azzariti, diventò presidente della Corte Costituzionale. Questo avvenne nella Repubblica Italiana. Ma vi voglio narrare anche un'altra cosa. Io quando nel 76 andai a lavorare nella prefettura di Torino, insomma 30 anni di passa dopo la guerra di liberazione, lì c'era gente, funzionari, dirigenti, che avevano giurato il re, avevano giurato fedeltà a Salò, avevano giurato fedeltà alla Repubblica Italiana e intanto avevano fatto le liste degli ebrei da informare, le liste degli oppositori da mandare nei campi di concentramento, ma avevano, dulcis in fundo, partecipato anche alle liste del piano solo di De Lorenzo, capito? Questa è la realtà in cui nasce la legge del ricordo, votata con 501, il voto favorevole di 501 parlamentari. Volevo solo precisare questo. Sì, il tema della continuità dello Stato è sicuramente uno dei temi molto rilevanti con cui dovremmo fare i conti nel raccontarci la nostra storia nazionale. Aggiungo solo che, visto che prima abbiamo parlato di crimini di guerra fascisti di cui non si parla, ecco, nessun criminale fascista, come probabilmente sapete, è stato condannato, oppure quelli condannati sono stati condannati a pene molto lievi e liberati quasi subito grazie all'amnistia Togliatti. Il peggiore criminale fascista, senza ombra di dubbio, si chiama Rodolfo Graziani, un generale che ha commesso crimini in Libia prima, poi in Etiopia, e poi è diventato il comandante delle forze armate dell'RSI, della Repubblica Sociale Italiana. Rodolfo Graziani è tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano. 10 anni dopo la fine della guerra era il presidente di uno dei partiti in Parlamento. E oggi ad Affine, nel suo paese natale, alle porte di Roma, c'è un bellissimo monumento fascista con scritto onore e fedeltà, mi sembra, dedicato a Rodolfo Graziani. Nello Stato italiano, nella Repubblica Italiana, un criminale di guerra che ha sulla coscienza, diciamo grosso modo, 150.000 vittime civili tra Libia e Etiopia e partigiani della Repubblica Sociale. Bene, ci avviamo alla conclusione. Sì, visto che non ci sono altre domande, ma comunque insomma devo dire che la partecipazione è stata tanta, quindi ringrazio nuovamente Eric Rubetti, Antonio Muggia, voi per essere stati qua, anche chi ci ha seguito da casa, e nuovamente il Ficco d'India, Lampi e la libreria Mieramaro. Grazie a Eric, è disponibile qua a firmare le dediche.